Buonasera, ben trovato all'appuntamento del martedì, il sindaco risponde, andiamo in onda dalle 19:30 alle 20:30, però vi ricordo che noi registriamo 2 ore prima questa trasmissione, quindi adesso io vi do i numeri per interagire con noi, però i messaggi non li leggeremo in questa trasmissione, ma nella prossima ovviamente leggeremo quelli più importanti, quelli ovviamente per quanto riguarda l'asfalto o quell'altra, lì passeremo comunque alla segreteria del sindaco che li valuterà, li leggerà e prenderà in considerazione, però ovviamente non li leggiamo nelle trasmissioni, in questa trasmissione. Vi do il numero ora per interagire con noi, vi ricordo per i messaggi 345 334 1171, per le mail il sindaco risponde @gruppo tv7.com. Lo ricordo ancora, vi ricordo che stiamo registrando questa trasmissione 2 ore prima della messa in onda e quindi i messaggi e dei mail che manderete verranno letti nella prossima puntata. Saluto il sindaco, buonasera sindaco, grazie di essere con noi. Buonasera. Allora, ho molte cose ovviamente da chiederle, inizio col primo, tanto per una delle email che sono arrivate, tantissime altre, che le chiede ovviamente della strada che c'è in via Beato Pellegrino, tra poco avremo anche le immagini, che sono in aumento in contromano di giorno in giorno, è diventato doppio senso di marcia e invece che un senso unico, perché ovviamente c'è questo passaggio dove devono passare solo i taxi e i bus, ma lo usano frequentemente anche le altre automobili che non hanno questo permesso. Cosa farete? Ho capito. Se non sbaglio, a fine mese di questo mese verranno messe le telecamere, come è stato detto a suo tempo. È stato un po' laborioso, però a fine mese, vuol dire tra 15 giorni, saranno messe le telecamere. Non solo là, ma anche Santa Giustina, avete presente, dove sono così riservate bus e taxi, come questa, e anche di fronte a via Gozzi, che non si può più girare a sinistra, per cui sarà messa a fine del mese. In più, entro maggio verranno messe tutte le telecamere intelligenti in ZTL. Cosa vuol dire? Che adesso noi controlliamo chi entra, ma non quando esce. Da maggio, più o meno maggio-giugno, saranno tutte le telecamere intelligenti, di conseguenza controlliamo chi non esce è multato, per cui tutti i furgoncini. Quanto può rimanere uno in città? Dipende dall'orario che ha, per cui hanno già un orario, non cambia nulla. Hanno già un orario, adesso mi invento, però non lo so, speriamo sia dalle 7 mezzogiorno, ma nel resto sono tutto il giorno a girare, basta. Cioè io per esempio se ho il permesso della stampa per entrare in centro devo uscire a una determinata ora, quindi se vengo da lei a intervistarlo... Parlo furgoncini, mezzi di carico, ma tutto qua... Ok, ho capito. Non si può... Sono dei permessi che sono per tutto il giorno, permessi che non hanno ore, quindi devono uscire l'orario previsto, è già previsto, non c'è niente, altro che viene controllato, controllando ovviamente viene elevata sanzione. Questo anche per corsie, ripeto, via Beato Pellegrino, via Gozzi e il terzo Santa Giustina, avete presente, non si potrà più girare come non si può più adesso, però non è novità, altro che tutti girano, quando arrivano a Porta Alvaro girano a sinistra, non si può, di conseguenza da fine aprile verranno sanzionati. Come Santa Giustina verso via Marconi, verso via Manzoni praticamente? Verso via Manzoni, sì, non si può girare a sinistra e di conseguenza sarà sanzionati. Certo. Poi viene fuori che il comune vuole far cassa, ovviamente, ma non c'è, già adesso non si può, come via Beato Pellegrino, non si può, però tutti lo fanno. E per cui adesso verranno montati. Perfetto, abbiamo chiarito anche appunto la situazione di questa via Beato Pellegrino, perché mi sembra ne avevamo già accennato nelle precedenti. Sì, è vero, siamo un po' in ritardo, però a fine mese, fine di questo mese, verranno installate le telecamere. Senta, la settimana scorsa abbiamo parlato ovviamente della mafia che si è infiltrata ovviamente nelle aziende che lavorano per la pediatria. È stata chiarita la situazione, è sistemato tutto lì? Ovviamente è responsabilità del prefetto che controlla, ribadisco che c'è un accordo con la prefettura che qualsiasi, come comune e come provincia, che qualsiasi opera e qualsiasi fornitore viene trasmesso alla prefettura che fa i dovuti controlli, per cui grazie al prefetto e a tutte le forze dell'ordine che controllano, perché arriveranno molte risorse nei prossimi anni, di conseguenza c'è il rischio di infiltrazioni, è dato già prova
il prefetto che ne ha trovata un'azienda, per cui ben venga. È una situazione pericolosa quando sono tanti soldi. Il comune paga quasi 500 milioni di risorse, la provincia ha 50 milioni, senza calcolare l'università e tutto quello che segue, per cui molte risorse che cambieranno il panorama di Padova. Però c'è questo rischio e ben venga che il prefetto, con tutte le forze dell'ordine e i suoi collaboratori, controlli in maniera perfetta le cose. Ho letto oggi proprio sul giornale, Sindaco, che ci sono, mi sembra, 4 aziende che si sono candidate per costruire la torre in via Giustiniani, la nuova torre, che ne sono, quindi c'è un bel da fare anche per quanto riguarda quale sarà ovviamente la ditta costruttrice del nuovo ospedale, del nuovo sul vecchio, via Giustiniani? Sì, via Giustiniani ovviamente sono in pirateria, stanno avanzando anche molto velocemente. Verrà fatto la torre sotto pronto soccorso, sale chirurgiche, ovviamente eliporto sopra, pronto soccorso nuovo, che è cosa molto importante. Viene fatto ospedale mamma e bambino, oltre che pediatria. Il Gallucci resta, Policlinico resta ovviamente, ma ad esempio va tutto abbattuto fuori il parco, per cui è una grande operazione che sarà fatta, però chiariamolo, quando è fatto anche Padova Est. Per cui man mano che cresce Padova Est sarà demolita. Ecco, ma i pazienti che sono nelle... Sono cose diverse. No, sì, d'accordo, però lei mi sta dicendo, mentre si sta costruendo Padova Est, verrà fatta la torre in via Giustiniani, se non ho capito male, giusto? Però sì, verrà abbattuta una parte dell'ospedale vecchio, giusto? No, ad esempio in questo caso la torre verrà dove sono le cucine che non sono utilizzate. Esatto, ma da quella parte lì c'è il monoblocco, faccio sempre confusione. È un puzzle, nel senso metteranno ginecologia sulla torre quando è pronta, per cui possono abbattere ginecologia. Sì, no, cioè, i pazienti che ci sono ovviamente lì in quel periodo dovrà essere rivalutato anche l'accoglienza nell'ospedale, perché... No, è stato fatto l'esperienza del Policlinico, cioè lavorare con i pazienti all'interno, non lo sarà più fatto, perché ne esce un disagio impressionante per i pazienti, per cui man mano che viene costruito una parte dell'ospedale nuovo, che sia via Giustiniani o Padova Est, che è molto più facile perché ovviamente non sono pazienti. Vengono trasferiti i pazienti di là? No. Non mi sono spiegato. Man mano l'ospedale di Padova Est ha un'altra destinazione, trapianti, via dicendo, ha un'altra cosa, mentre via Giustiniani sarà l'ospedale di Padova praticamente, per cui sopra le cucine vecchie, attualmente non in uso, verranno abbattute e costruite una torre. Questa torre conterrà il pronto soccorso, sale operatorie e l'eliporto. Sì, ma quando questo sarà finito, ad esempio ginecologia sarà trasferito là, quando sarà finito, in modo che possa abbattere ginecologia. È un puzzle. No, io pensavo che, e modernamente ho capito male io, che nelle via Giustiniani faccio sempre confusione tra policlinico e monoblocco. Il monoblocco, che è quello più vecchio, sarà battuto? Ecco, dicevo, ma sarà battuto completamente quando è anche Padova Est è costruita. Ah, ecco, questo, perché i pazienti dovranno andare da qualche parte, voglio dire, per questo motivo. Ovviamente. Era questo, io non avevo capito. Avevo capito, mentre cresce Padova Est viene abbattuto il monoblocco e mi chiedevo dove vanno i pazienti, adesso abbiamo capito com'è la situazione. Nell'infiltrazione mafiosa c'è sempre il controllo più severo in tutti gli appalti che vengono fatti per quanto riguarda il comune, per quanto riguarda il TRA, per quanto riguarda ovviamente anche tanti altri lavori dove sono parecchi soldi, parecchie aziende che ci lavorano. Tutte le gare vengono trasferite in prefettura che fa i controlli e ben venga, insomma, perché è molto pericolosa la faccenda. Certo, senta, c'è una situazione qui a Padova ultimamente di emergenza abitativa, ci sono molti sfratti ed è una situazione molto difficile. Come intende il Comune a cercare di risolvere senza grandi danni? Il Comune ha 1600 case, 1600 abitazioni e non aveva più posti, purtroppo è un grave problema. Ne avevamo parlato anche da poco tempo col prefetto. La situazione, noi facciamo il possibile sotto l'aspetto sociale per accogliere chi è sfrattato, specialmente chi ha disabili, minori, anziani, però è molto complicata perché quando si tratta di privati che sfrattano, cambia la faccenda, diventa una faccenda privata al di là dell'aspetto sociale umano,
per cui è un po' complicata la faccenda. Noi ci occupiamo ovviamente di chi non ha reddito, di chi è disabile, chi ha difficoltà sociale. Però si presume che qualsiasi sfrattato, anche sia in difficoltà economica, se può essere che anche non paghi l'affitto, cioè, questo non lo so, però bisogna distinguere bene le due cose, pubblico e privato, sono due cose diverse. Beh, sì, sicuramente, ma le dico, se una famiglia privata, ne faccio esempio questa che viene sfrattata, è una famiglia dove non hanno la possibilità più di pagare l'affitto per motivi di lavoro, perché il marito sta male o perché qualcuno ha dei problemi. I sociali interviene. Ecco, i sociali interviene. Magari non mettendo assieme tutta la famiglia, ma in maniera divisa, però interviene il sociale, finché non c'è la soluzione ovviamente. Dipende se ha reddito o non ha reddito, dipende che reddito ha. È molto complicata, purtroppo è vero, sono molti sfratti ed è difficile, in sociale si sta intervenendo in maniera importante con tutte le risorse possibili, però non è facile risolvere questo problema. Ma da quando lei è diventato sindaco Giordani, che gioco di parole, a Padova ci sono più poveri? O è sempre, sicuramente sì. È sempre alla stessa onda di 7 anni fa? No, sicuramente sono di tutta Italia, non a Padova. No, ma io le chiedo a Padova. No, a Padova sicuramente sono più poveri, più gente che ha difficoltà, basta che pensiamo che oggi c'è quasi il raddoppio, adesso meno dell'energia elettrica. Ma causata da cosa secondo lei? Prego? Causata da cosa? Il Covid è stata una micidiale come situazione. Il Covid ha contribuito, crisi energetica, guerra, ha contribuito in maniera micidiale questo discorso. Solo l'inflazione pensiamo che al 10% più o meno, per cui vuol dire che ognuno va a fare la spesa, qualsiasi cosa sia, gli costa il 10% di più. Nel contempo gli stipendi si sono quasi abbassati, per cui c'è un grosso problema. Ma la domanda che le faccio è: questa povertà nasce perché non hanno e non trovano lavoro, o nasce perché il denaro vale meno di una volta? Perché se è il primo caso, le faccio esempio anche oggi sul giornale, un'azienda che lei conoscerà, la Zuccherato, ha scritto, si è messo sul giornale, ha detto cerco dei dipendenti, non ne trovo, delle commesse da tutto il mondo, da tutta Europa, non ne trovo, non viene nessuno né come operaio generico né come carrellista, perché vengono, stanno 2 giorni e poi vanno via. Cioè, chiedo e domando, ovviamente il lavoro c'è, però la gente è restia, non riesco a capire perché non fanno determinati lavori e bisogna avere l'energia straniera, uso questo termine, per fare certi tipi di lavoro. Ieri vado in un ospedale a Venezia, sindaco, e 3/4 delle infermiere sono brasiliane. E hanno detto un ospedale di riabilitazione in centro a Venezia vecchia ovviamente, e hanno detto li chiamano per 5-6 mesi, poi ritornano perché hanno necessità di infermieri. Cioè mi domando, ma è la gente che non ha più voglia di lavorare? Perché mi sembra di capire che il lavoro c'è. Il lavoro c'è molta richiesta, ad esempio nel settore la sanità, c'è una richiesta importante di infermieri, personale ospedaliero, è vero, medici. No, ma parliamo che tutti i settori c'è una grossa richiesta. Ovviamente c'è anche la qualità della vita che è cambiata, mi spiego. Ad esempio, moltissimi non vogliono lavorare sabato o domenica. Giustificati, non è niente da dire. Mi scusi se troppo per dare una materia in più, quello delle aziende che lavorano, non solo loro ma anche altri in zona industriale a Padova, cercano e al sabato e alla domenica sono a casa. Sì, ma ho detto tutti, molte aziende lavorano sabato e domenica, la gente, specialmente i giovani, vogliono quelle qualità di vita, non tengono lavorare sabato e domenica. Qualcuno ha giustificato, le donne ad esempio, ma hanno famiglia, hanno bambini, per cui c'è una grossa richiesta di personale. Spesso volentieri vogliono giovani, obiettivamente, ma quando uno ha 50-55 anni fa fatica a trovare occupazione, però obiettivamente la cosa non è chiara nemmeno a me. Devo dire che spesso volentieri c'è una richiesta di manodopera, vado dal prefetto a chiedere mi serve manodopera. Gli italiani non vogliono più fare certi lavori, dobbiamo trovare il personale, oppure c'è una forte detalialità, per cui la gente non è più disponibile a fare certe cose. Ha influito il reddito di cittadinanza secondo lei in questo? In maniera banale. Noi abbiamo 1000 persone che avevano un reddito di cittadinanza, 500 più o meno, insomma, cifre che non sono esatte, però 500 avevano problemi o disabili o qualche altro problema.
per cui ne rimanevo 500. Dopo da capire se esattamente, secondo me non ha inciso moltissimo. E poi devo dire che chi non lavora deve essere in qualche maniera sostenuto, se no divento tutta l'Europa sostiene chi non lavora. Ovviamente se poi si presenta il lavoro devono accettare il lavoro. No, ma mi chiedevo appunto perché ci sono molte richieste di lavoro, come diceva lei giustamente, di infermieri, ma anche di cuochi, di camerieri, di gente, cioè c'è una richiesta incredibile di lavoro e non si trova il lavoro. Una volta era l'opposto, dicevano io non vado a lavorare perché faccio fatica a trovare il lavoro. Oggi, da quanto ci risulta dalle richieste, da quello che viene scritto anche sui giornali, perché ormai gli imprenditori vanno direttamente, si fanno autopubblicità per prendere persone, richieste ce ne sono. Allora non riesco a capire come mai non c'è e non si trovano persone per fare molti tipi di lavoro, perché è vero quello che ha detto lei, che sabato e domenica qualcuno non vuole farlo. Oppure sono lavori pesanti, oppure sono lavori particolari, però c'è una richiesta di personale, obiettivamente. Devo dire che i stipendi sono bassi, in generale. Il costo del lavoro è alto, ma i stipendi sono bassi. È l'unica nazione in Europa che ha abbassato gli stipendi sotto l'aspetto costi, reale capienza di spesa. È l'unica nazione che si è abbassata. E quindi uno decide di non lavorare per questo motivo? No, dipende. Ha altri redditi? No, le chiedo perché lei è un imprenditore importante e oltre che essere sindaco, se si è fatto un'idea per quale motivo c'è questa negligenza, uso il termine magari improprio, della gente che vada a lavoro quando il lavoro c'è, tutto qui, no. Che davvero... C'è un po' di difficoltà nel fare matching con le due cose. Certi ristoratori pagano un cuoco più di 3.000 euro al mese e non riescono a trovarlo, cioè è una cosa incredibile, non riescono a trovare in zona industriale. C'è pervenuta una richiesta di un'azienda importante qui vicino che non trova saldatori esperti, perché saldare, mi spiegava questo, l'acciaio inossidabile non bisogna difficile. Sbagliare, perché quando è sbagliato è rovinato tutto, e quindi non se ne trovano, li pagano anche molto di più di quello che... Se uno cerca lo specialista chiaramente si complica la faccenda, obiettivamente, bisogna formarli, ci vuole tempo, se uno pensa di trovare la persona già professionalmente preparata fa un po' più fatica. Ma secondo lei, poi vado in pubblicità, sono i giovani che sono un po' restii anche a non lavorare, a non fare lavori di fatica. È cambiato lo stile, la qualità della vita. Devo dire che il Covid ha cambiato molte situazioni, obiettivamente. Per cui ognuno fa scelte diverse, magari fare lavori precari piuttosto che impegnarsi sul lavoro 8 ore. Poi è aumentato moltissimo il turnover, con la scusa che uno richiede, cerca un lavoro, uno oggi prende 1.200 euro, uno ne offre 1.300, si sposta al lavoro, per cui il turnover è aumentato in maniera importante. È cambiato il mondo del lavoro, va gestito, ovviamente nel senso buono del termine, si dà da fare un po' tutti quanti, però non è facile. Certo, noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi, abbiamo tante altre cose da chiedere al sindaco e anche dei vostri messaggi, a tra poco.